Nuoro contro Sassari, Popolo Verde Azzurro contro la Passione Ultra. Bentornati al quadrivio di Nuoro, un saluto da Priamo Marrazzo, lo stadio Froghieri gremito come ai tempi della Serie C, quando in palio c'erano i play-off. Oggi invece si gioca per la quinta giornata del campionato di eccellenza. La Nuorese vuole allungare in classifica proprio contro la squadra di Ennas, partita con il freno a mano tirato. Conosciamo insieme le formazioni. Deliberi, Delogu, Maninchetta, Buonocore, Cupolo, De Carlo, Cadau, Aliotta, Muras, Cherchi, Tribuna. In panchina Ades, Rullu, Casu, Mura, Pugioni, Garruccio, Ferreira. Allenatore il signor Ennas. Mameli, Cossu, Letta. Allenatore il signor Prastaro. Allora Prastaro cambia modulo puntando sul 4-3-3 con Manca dall'inizio e solo in panchina. Ennas invece risponde con uno schieramento guardingo, Cherchi e Cadau a lanciare tribuna. Designazione lombarda per questa sfida arbitra Luigi Pezzi di Lodi, assistito dagli algheresi Rizzo e Uda. La Nuorese rispolvera la maglia da trasferta con il bianco spezzato dai numeri oro. La Torres indossa invece la divisa rosso-blu. Campo in discrete condizioni, c'è fresco e vento in questa domenica di settembre. Temperatura ideale per assistere a una bella partita. Muzzoni dalla bandierina. Il colpo di testa, fuori di poco. Masia in profondità per Marras, posizione regolare, esce Deliberi. L'arbitro lascia proseguire. Milia all'impostazione. In verticale per Siazu, finta per Marras e solo Nuorese in vantaggio. Gigi Marras non perdona, 1-0. Ancora una volta il centravanti ostienese sblocca la partita. Urlo del quadrivio al gol di Gigi Marras. La Nuorese prova ad affondare sulla sinistra. Numero di Muzzoni, sale la linea difensiva della Torres, ma arriva la segnalazione dell'assistente. È stato considerato attivo il movimento di Marras. Gioco fermo, Prastaro si lamenta. Aliotta in cabina di regia, sventagliata per Tribuna, ottima la sponda per Cherchi, ancora Tribuna, provvidenziale l'intervento di Lantieri. Cadau mette il turbo, se ne va, palla al piede, suggerimento a Tribuna, offside, al momento del passaggio era al di là dei difensori. Mulas, lo scarico per Cadau, in mezzo, non ci arriva Tribuna, Boncore, la sistema, 1-1, pareggiato la Torres, Boncore va a raccogliere l'abbraccio dei compagni sotto il settore riservato ai tifosi venuti da Sassari. Marras può metterla in mezzo, Siazu, bella la girata ma centrale, parata facile per Deli. Aliotta, solito lancio per Cadau, la respinta di Garau, ancora Tribuna. Punizione per la Nuorese, subito il lancio in avanti e viene fischiato un altro fuorigioco a Manca. Qui ci sono molti dubbi, aspettiamo la ripetizione. E in effetti al momento del lancio sembra nettamente dietro la linea difensiva della Torres. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, risultato fissato sull'1-1 qui al quadrivio, nessuna sostituzione nell'intervallo, vediamo se cambierà il tema tattico della gara. La Nuorese riparte, Masia si inserisce in zona centrale, il taglio per Siazu, se ne va Siazu, abbattuto da Ruiu, se la cava con il giallo il centrale torresino. Punizione affidata allo specialista Mattiello, il tiro ed è gol, ancora lui, 2-1 Nuorese, la messa alla destra di David Peri, come calcia le punizioni il difensore Bosano, terza rete consecutiva, un boato scuote il quadrivio. Parte Boncore, botta centrale, pana in due tempi Garau. Aliotta, e il solito cambio di gioco per Cadau, attenzione,
punta Pitta, lo supera, Cadau in aria, potrebbe calciare, tagliata a frente la difesa dell'Anurese, ancora batti di batti, si salva Cadau. Delipedi, subito in avanti a cercare Cadau, liscio clamoroso, se ne va Cadau, la mette in mezzo, Paolo Tribuna, 2-2, la Torres ristabilisce la parità con il solito schema, ancora una volta Cadau è riuscito a liberarsi dalla marcatura e mettere in mezzo un pallone invitante per Tribuna che di testa non ha dato scampo al portiere di casa. Si alza l'incitamento dei tifosi della Torres che non hanno smesso un attimo di sostenere la squadra. I 3 minuti di recupero sono terminati. Eccolo qua il triplice fischio finale, 2-2 tra Nuorese e Torres. La squadra di Prastaro ha provato a scappare con Marras e Mattiello, ma i sassaresi l'hanno riacciuffata con le reti di Boncore e Tribuna. Risultato sostanzialmente giusto per quanto abbiamo visto in campo. Dal quadrivio è tutto, grazie per averci seguito. Primo Marrazzo vi saluta e vi rinnova l'appuntamento alle prossime gare del calcio sardo.